gruppo di brani in coppia con la poetessa e scrittrice Lalla Bruschi e con lo spettacolo musicale E Finito a cura di Ramis Arabi. Ne abbiamo parlato con il curatore dell'evento, Marco Venezia. Vediamo. Martedì 28 giugno sarà uno spettacolo dedicato alla musica, all'arte, alla recitazione, ma anche alla degustazione. Allora, Marco Veneziano, vuoi spiegarci di cosa si tratta? Allora, praticamente il Cubano Band sta facendo quest'anno dei grandi eventi, tra cui è inserito anche un mio spettacolo che si chiama Vino, Parole e Musica Senza Frontiere. In questo spettacolo io diventerò con l'attrice poetessa Lalla Bruschi e appunto ripercorreremo noi la storia della Sicilia, le origini, il folklore, il profumo, diciamo, che questa terra riesce a dare in tutte le sue forme, nell'arte, nella sua gente e in tutto il suo splendore. E in più ci sarà un recital poetico dove io appunto reciterò sempre con questa attrice Lalla Bruschi alcuni miei brani poetici e anche diciamo uno dei 100 sonetti di Pablo Neruda. Musica perché? Musica perché in questo spettacolo, visto che la nostra cultura viene da un insieme di etnie, quindi araba, tunisina, francese, spagnola, noi siamo un misto di tante lingue, allora perché no inserire anche un po' di musica araba? E per questo ci ha pensato il maestro Ramis Arabi, che appunto con delle sue percussioni darà vita a questo spettacolo insieme al chitarrista Valerio Massaro. Ecco, parteciperà anche il gruppo del centro studi Maria Bella, Giuditu Bella. Sì, diciamo che il centro studi ha chiuso il 28 di maggio a Mascali la stagione delle manifestazioni estive. Adesso diciamo è un modo per concludere in maniera amichevole tutti insieme al Cubano Band questa grande stagione che abbiamo passato. Bene, noi ringraziamo per il seguito di informazioni di Video 66 a tutti quanti voi. TG66 è anche online. Visita il sito www.video66.com e segui da tutto il mondo le ultime notizie del TG66. TG66 è il primo telegiornale online di Siracusa. E adesso Video 66 in HD, la TV dei siracusani.